che dire, voglio, terza vittoria di fila per il Cagliari fra campionato e Coppa Italia. Cioè, io non lo so, voglio, ma io ho questa simpatia per Claudio Ranieri che mi ammazza, voglio. Comunque, bentornati sul canale, voglio Cagliari-Genova post partita e ragazzi, il Cagliari si toglie dalla zona rossa della Serie A e si mette al 17° posto, voglio. Beh, io lo dico, continuo a ribadirlo, voglio. A me il Cagliari piace perché è allenato da un signor allenatore, Claudio Ranieri, ragazzi, poi c'ha. Ragazzi, mo tutto il rispetto di Viola e di Zappa che hanno segnato. Voglio, ma Luvumbo, ma che giocatore è Luvumbo? Cioè, si era infortunato, tutto questo quando l'ha cambiato a Luvumbo, anzi non l'ha nemmeno cambiato, perché non è nemmeno uscito Luvumbo, è rimasto in campo addirittura. Tu pensa te. Ah boh, comunque no, e praticamente cosa è successo? Si è infortunato, ma io questo non ha sentito seghe, si è rialzato e è ricontinuato a correre più di prima. Cioè ragazzi, questo correva, ha fatto una partita mostruosa. Luvumbo è da tenere veramente d'occhio, Luvumbo, ragazzi. Comunque, ricapitolando, al 48esimo segna Viola, Gudmundsson al 51esimo su errore clamoroso della difesa del Cagliari, ragazzi. Io lì fossi stato in Ranieri sarei entrato in campo e l'avrei spaccato di botte, voglio sinceramente al difensore del Cagliari, perché non puoi andare di testa su un pallone in quel modo, dai. Gudmundsson poi Gudmundsson fa un grandissimo gol, ragazzi, ma non lo scopriamo oggi il grande talento che c'ha questo giocatore. Zappa la ribadisce, riporta scusatemi, il Cagliari in vantaggio, 2-1 di Zappa su assist di Petagna. Petagna che è entrato dalla panchina e anche Viola è entrato dalla panchina, ragazzi. Quindi Claudio Ranieri rivince l'ennesima partita con giocatori presi dalla panchina. Quando si dice che l'allenatore è bravo a fare i cambi, sa come fare i cambi, Claudio Ranieri è uno di questi. Lui lo disse, se non sbaglio, nelle prime 10 partite ha incontrato solo squadroni il Cagliari. Lui disse, ragazzi, in queste prime 10 giornate di campionato, in queste prime 9 giornate di campionato, sappiamo che affronteremo squadroni e quindi il nostro campionato inizierà dalla nona in poi. Dalla nona in poi solo vittorie per il Cagliari, 17esimo con 9 punti in classifica, ragazzi. Segue l'Hellas che oggi ha perso per 3-1 in casa con il Monza, ultimo posto la Salernitana che ha perso il derby contro il Napoli. Io sono veramente contento. Poi bellissima partita, perché il Genova gioca anche un buon calcio, ecco, diciamoci la verità. Però io simpatizzo per Ranieri in un modo clamoroso e quindi sono contento anche per voi cagliaritani, pure se qualcuno ci schifa a noi napoletani, però vabbè, tralasciando questo. Comunque iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao,